Bravi Fiori, bravissimi. Bella Costanza che mamma mia, l'hai presa? Bisogna essere pazzi. Matti, sei tutti matti. Tutti matti. Ciao. Bravi, matti ma bravi. Immaginavo. Perché c'è l'Irene? Immaginavo. No, grazie, ciao. Di piova però, quanti euro di piova? Dai sia i 3/4 di ieri, mai non è un secondo e che grandinati qua a Ciosa che grandinati si che roba. Ma perché si incalasce, il peso prima e poi... Vogliamo in modo appunto eclatante far vedere la nostra voglia di continuare quello che ci appartiene, noi veneziani del mondo, chiunque voglia aiutare e dar possibilità appunto alla nostra storia di continuare, che non ha mai cessato e che da 1588 anni comunque è attiva e sempre per sempre, io penso, continuerà, perché noi siamo convinti che fino a che un solo veneziano esisterà su questa terra, Venezia continuerà la sua storia e non molleremo mai fino a quel giorno. L'elemento più naturale, più importante, che è l'acqua, è lo strumento di collegamento, e poi quello che a noi tutti veneziani del mondo appassionati della Vogola Veneta piace pensare, che qui a Venezia il primo, non sappiamo bene quanto, sicuramente tantissimo tempo fa comunque, abbia visto quelle zone paludosi che oggi invece vedono questa grande Venezia e l'abbia vista magari la salvezza per dove rifugiarsi e l'abbia fatto attraversando quel tratto di laguna a bordo di un qualcosa che galleggiava, magari anche un tronco, ma spinto da un qualcosa che poteva essere sì un ramo, ma che fungeva da remo. Abbiamo iniziato quindi la nostra storia vogando e da quel momento non l'abbiamo mai interrotta. Oggi la nostra storia continua, quantomeno con questo strumento inalterato, forse l'unico anello che ci collega proprio con l'inizio, che è il remo, la voga alla veneziana. E così siamo andati a Cremona, abbiamo voluto fare questa impresa, è stata una scommessa, abbiamo portato appunto la Serenissima. Da Cremona a Venezia abbiamo detto ce la faremo in 30 ore, non ce l'abbiamo fatta in 30, in 34, ma vi assicuro che è stato veramente emozionante e credetemi, al buio il Po fa proprio paura, e se poi il vento tira, ma tira molto forte, tanto che la corrente viene contrastata dalla forza del vento, sembra quasi di andare in salita, e la pioggia non ti fa vedere a 50 metri di distanza, vi assicuro che quello che potrebbe essere magari un divertimento, una passeggiata, diventa veramente un'impresa come lo è stata, grazie ai 46 validi componenti di questo equipaggio che rappresentava la nostra realtà di Venezia. Eccoli qua! Eccola qua la squadra, orgogliosamente la squadra dei veneziani. Abbiamo grossi nomi, amatori, campioni, persone come Prodi, il rosso vessillo.